Siamo nuovamente in diretta, Focus TG, questa edizione straordinaria che anche oggi noi stiamo seguendo per portarvi nelle vostre case tutti gli aggiornamenti che riguardano il discorso dell'emergenza coronavirus. Allora io ne approfitterei tra l'altro per leggere anche uno degli ultimi dati che sono emersi, che riguardano proprio i tamponi che sono stati realizzati nella nostra regione, e quindi vediamo se si apre il documento. Ecco qua, portate pazienza, eccoli qua, i dati che riguardano i tamponi effettuati in Regione del Veneto, un totale di 35.052 tamponi, positivi sono 2.780, negativi 31.135, da approfondire restano 1.137, dicevamo nella nostra regione 35.052 tamponi che sono stati realizzati, nei prossimi giorni però verrà aumentato ancor più questo numero. Di conseguenza, insomma, una cosa che staremo a vedere lo sviluppo insieme del numero di tamponi proprio che verranno effettuati azienda sanitaria per azienda sanitaria, ULS per ULS, in tutta la regione del Veneto. E allora ospite nei nostri studi è arrivata proprio ora l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Intanto benvenuta, questo è un momento molto difficile, molto in cui si concentrano davvero tutte le forze della regione, un appello forte che viene lanciato anche dai cittadini, una richiesta di aiuto alla fine che viene lanciata dai cittadini proprio a chi si trova ad amministrare questa regione. Assessora Lanzarin, oggi tra l'altro sono emerse anche importanti novità che riguardano anche tutta la questione dei tamponi, giusto? Sì, buongiorno intanto, buongiorno a tutti. Sì, io arrivo dall'unità di crisi di Marghera, dove come ogni giorno insomma siamo lì in piena attività, con l'appuntamento iniziale alle 9 di mattino, c'è la prima riunione operativa. Poi ogni giorno facciamo videoconferenza con tutti i direttori generali delle USL del Veneto per coordinarci, aggiornarci e anche, diciamo, step by step, cercando di andare incontro alle esigenze, a quelle che emergono, alle novità, insomma, e anche a capire come affrontare poi di volta in volta i problemi che ci sono. Oggi le novità di oggi sono quelle sicuramente legate all'aumento della capacità dei tamponi. Il Veneto finora, insomma, tramite i propri laboratori di microbiologia aveva una capacità di circa 3.200, 3.100, adesso non mi ricordo bene, insomma, tamponi al giorno, tra tutti i laboratori del Veneto, quindi compresi tutti gli laboratori che c'erano anche negli hub, non solo quindi alle due aziende ospedaliere Padova e Verona. Abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo visto che riusciamo ad aumentare la capacità fino a 11.300 tamponi al giorno, perché vorremmo un po' ripetere quello che abbiamo fatto per Vo. Se voi vi ricordate, Vo era il primo focolaio, un comune molto piccolo, 3.300 abitanti, subito abbiamo fatto il tampone a tutti gli abitanti, quindi abbiamo fatto uno screening di massa, c'è stato il contenimento e la chiusura per 15 giorni e rifacendo un secondo tampone con l'Università di Padova, quindi a mo' anche di ricerca, di studio scientifico proprio epidemiologico per capire anche come si sta comportando questo virus, abbiamo visto che la percentuale dei positivi è notevolmente diminuita, dal 3% è passato a un 0,5% mi sembra, e in più abbiamo trovato anche 6 asintomatici che non sapevano di esserlo, quindi vuol dire che c'erano 6 persone potenziali che circolavano senza sapere di essere asintomatici, positivi, e quindi potevano far propagare il virus. Quindi l'inversione per noi di marcia è appunto con queste nuove misure in cui abbiamo detto non facciamo i tamponi solo al positivo, al contatto stretto o lavorativo del positivo, ma anche a quelli che sono gli incontri occasionali, quindi cerchiamo di allargare un po' i cerchi, questo sempre nell'ottica di individuare le persone positive e metterle in isolamento fiduciario. E dopo abbiamo detto appunto vogliamo che ci sia anche una misura di protezione per loro ma anche per chi assistono di tutti i sanitari e quindi prevedendo il tampone a tutti gli operatori sanitari della Regione Veneto, a quelli delle strutture per anziani, perché abbiamo visto che oggi i focolai all'interno delle strutture per anziani sono focolai reali, importanti, sappiamo che lì abbiamo una popolazione molto fragile, una popolazione insomma più sensibile anche perché ha molte patologie, quindi insomma sicuramente diventa più facile e poi i problemi sono problemi
importanti che arrivano anche in alcuni casi insomma a situazioni proprio spiacevoli, e quindi anche al comparto degli operatori all'interno delle strutture per anziani come i medici di medicina generale, insomma un po' la filiera sanitaria, diciamo, e quindi vorremmo fare un screening di massa soprattutto a questa filiera fin da subito. Senta, poi perché la gente poi recepisce e capisce quello che a volte magari vuole sentire, non neanche per cattiveria, però si parla di questi tamponi on the road, tamponi un po' a random. Come in realtà si pensa di Allora, portare no, avanti questa cosa? distinguiamo, allora questo è quello che io ho appena detto, è il progetto che stiamo portando avanti come Regione Veneto attraverso gli SISP. Ricordiamo Certo. cosa sono gli SISP, sono i servizi igiene pubblica, prevenzione igiene pubblica che ci sono in ogni azienda sanitaria, che sono loro adesso quelli che fanno i tamponi, fanno l'indagine epidemiologica e quindi ricostruiscono la catena. Benissimo. Quindi quello che ho appena detto è un progetto che viene portato avanti, che oggi è stato allargato. C'è stato un incontro con tutti i dipartimenti di prevenzione della Regione Veneto e ci siamo accordati in questo modo. Poi parallelamente c'è un progetto che noi stiamo portando avanti, insomma, che verrà presentato a breve con l'Università di Padova, con il professor Crisanti, microbiologia appunto dell'Università di Padova, in cui si vorrebbe allargare ancora di più ad alcune fasce, che possono essere le fasce quelle più diciamo a contatto con le persone, oppure anche con dei tamponi diciamo on the road, diciamo così a sorpresa, ma più che a sorpresa insomma un po' occasionali, ecco, proprio per cercare di capire, individuare anche in questi casi se ci possono essere dei positivi asintomatici e quindi prevedere anche per questi il contenimento. Tutto questo nell'ottica di contenere il virus, di contenere il propagarsi del virus e di far sì che le persone quindi che sono positive ma non sanno di esserlo e quindi riusciamo a scovarle, riusciamo anche insomma a identificarle, rimangano a casa e quindi non diventano un problema per il resto della collettività. Ecco, ma questo potrebbe avvenire durante i controlli che fanno per esempio le forze dell'ordine normalmente, quindi magari uno ferma a controllare una persona e fa il tampone, cioè, concretamente che idea vi siete fatti? È ancora da sì, no, ma mettere ecco, come pensate di farlo? Ma sì, ma qualcuno parlava appunto del tampone tipo fuori dai supermercati, qualcuno in alcune attività produttive, insomma, però è tutto ancora da definire bene e poi da circoscrivere e da definire, insomma, Certo. ecco, anche perché appunto bisogna capire, noi ci fidiamo sempre comunque su dei riscontri scientifici e quindi dobbiamo capire se i tamponi fatti così a sorpresa, on the road, casuali, ha un senso farli oppure se non hanno un senso perché vorrebbe dire non si identifica una popolazione o un gruppo ben definito, insomma, quindi ci attestiamo sempre anche a quelli che sono, voi sapete che noi abbiamo un gruppo scientifico, un comitato scientifico regionale appunto che è stato costituito di supporto alla task force e tutti questi progetti passano tramite appunto anche l'avallo di questo comitato scientifico. Certo, lei accennava poco fa al discorso delle strutture che vanno ad ospitare la fascia più fragile della popolazione, gli anziani, case di riposo, ha nominato appunto quella nel Padovano, ha nominato quella di Bassano, dove si sono verificati parecchi casi di positività. E come vi muoverete? No, su questo abbiamo fatto proprio stamattina con i servizi sociali e la prevenzione, abbiamo predisposto un protocollo che sarà inviato penso oggi pomeriggio, insomma quindi adesso a tutte le strutture per anziani, un protocollo delle linee guida a cui attenersi quando si verificano dei casi di coronavirus all'interno di queste strutture, in cui prevediamo l'isolamento subito di queste persone, quindi la costituzione dei nuclei separati, e quindi che si separano dal resto della struttura con dei percorsi proprio che non devono anche intrecciarsi con tutto il resto dell'attività della struttura, in modo che questo permetta di contenere all'interno di quei nuclei queste persone insomma, che risultano positive e di seguirle per quanto è possibile all'interno della struttura senza farli transitare in ospedale, perché sappiamo che poi se li facciamo transitare in ospedale possono diventare pericolose per loro ma anche per gli altri, e quindi l'idea è quello di cercare di isolare questi nuclei e dare l'assistenza all'interno delle strutture. Per quanto riguarda gli operatori vale lo stesso principio che vale all'interno delle strutture sanitarie, nel senso che è chiaro che se un operatore è positivo deve rimanere a casa e fare l'isolamento per i 14 giorni. Se invece un operatore è negativo ma è entrato in contatto con il degente positivo o con un altro operatore positivo,
può rimanere al lavoro come facciamo all'interno delle strutture sanitarie, perché questo ce lo permette il decreto che è stato varato dal governo su proposta del Veneto, facendo il tampone ogni 48 ore e quindi verificando ogni 48 ore che quella persona rimanga negativa. Certo, e adesso dal decreto, tra l'altro, appunto il decreto appena varato in merito proprio a questa emergenza coronavirus, c'è una manovra importante, si parla di una manovra da 350 miliardi di euro per quanto riguarda tutte le spese che al momento sarebbero da affrontare, 3 miliardi di euro soltanto destinati a sanità e protezione civile, di conseguenza c'è la massima attenzione proprio anche da Roma. Ma io mi auguro e penso che sarà così. Noi oggi non abbiamo guardato a se, cioè non si poteva sapere, non si poteva aspettare che arrivassero fondi, che ci fossero prospettive di fondi. Quindi noi oggi abbiamo fatto tutte le operazioni che abbiamo fatto, quindi assunzione del personale, abbiamo acquistato attrezzature dai DPI piuttosto che i respiratori meccanici, piuttosto che le CPAP, insomma tutto quello che serve con i fondi regionali, quindi con i fondi del sistema sanitario, del fondo sanitario regionale. È chiaro che il governo si è sempre dimostrato e ha sempre manifestato che avrebbe comunque incrementato e quindi messo delle risorse e andranno sicuramente insomma in questa direzione. Devo dire la verità che accanto a questo noi stiamo assistendo invece, come solito, insomma non è una novità, però credo che in questa vicenda ancora di più a quella generosità e solidarietà del Veneto, perché il conto corrente che abbiamo aperto come Regione Veneto, ma le chiamate continue di imprenditori, di catene che vogliono dare qualcosa o vogliono mettere qualcosa proprio per l'acquisto di attrezzature, per l'acquisto di macchinari eccetera, è veramente molto grande. Questo credo che sia importante, ma è anche un segnale di vicinanza poi del territorio alla sanità veneta. Senta, parlando di mascherine, si sente, cioè, la gente davvero adesso si sta inventando anche proprio tutta una serie di mascherine fatte in casa, mascherine fai da te, c'è chi usa il cotone, c'è chi usa la carta forno, abbiamo anche sorriso vedendo certe mascherine fatte in casa. Questione mascherine però è importantissima, diventa importantissima per una prima protezione, una prima tutela. Ma io credo che alla fine, quando insomma tutto questo sarà passato e passerà, insomma noi siamo ottimisti, sicuri e sicuramente insomma il nostro paese risponderà bene. Una riflessione sulle mascherine, sui DPI, sulle produzioni che non sono più italiane la dobbiamo fare, perché se abbiamo visto che in questa vicenda, in questa emergenza, due delle cose principali che noi dobbiamo avere sono i DPI, le mascherine e i ventilatori meccanici per le terapie intensive, e abbiamo visto quanta difficoltà. Vi assicuro che noi siamo dalla mattina alla sera che contattiamo, che chiamiamo, che telefoniamo dappertutto in giro per il mondo per trovare numeri, per trovare dispositivi, per trovare carichi con la disponibilità di mandare aerei e quant'altro. Oggi c'è il problema delle dogane, o più che delle dogane, delle frontiere. Noi avevamo già un ordinativo di 2 milioni di mascherine che dovevano partire dalla Cina e da ieri sera insomma ci hanno detto che purtroppo non possono più partire, quindi andiamo in affanno nuovamente. Però io credo che sulle mascherine una riflessione sui magazzini che domani dovremmo avere, non più con le quantità settimanali, perché abbiamo visto che la quantità settimanale non serve a niente, Sì, ma con quantità che ci permettono di dire per 3 mesi siamo a posto, e questo anche indipendentemente da quelle che sono, perché sappiamo che poi se noi facciamo troppo magazzino abbiamo la Corte dei Conti che dice no, voi fate troppo magazzino quindi non va bene, insomma le regole un po' all'italiana in questa vicenda ci hanno insegnato che devono essere riviste sicuramente. Certo, che aria si respira? Voi come esponenti regionali, il ruolo che avete è un ruolo importantissimo. Ecco, prima di salutarla proprio lo voglio chiedere, abbiamo visto tra l'altro lo stesso presidente Zaia in tante occasioni veramente preoccupato di quanto sta accadendo, ha sempre mantenuto il suo aplomb e quant'altro, però lo vediamo in tante occasioni molto preoccupato. Voi che vi trovate proprio ad amministrare, a governare questa regione, una delle regioni più importanti del nostro paese, come la state vivendo? Ma noi siamo preoccupati e quindi viviamo costantemente, ora per ora, quotidianamente, la terapia in più che scatta
il posto letto in più, cioè, quindi con anche il monitoraggio che abbiamo in tempo reale. Siamo preoccupati perché sappiamo, insomma, abbiamo purtroppo imparato a conoscere di più questo virus proprio in queste settimane, perché fino a prima, insomma, era un virus sconosciuto o comunque non considerato con gli effetti che oggi stiamo vivendo e che stiamo, insomma, imparando a conoscere. Quindi siamo preoccupati, siamo costantemente aggiornati e sul pezzo. Abbiamo preparato tutti i scenari possibili e quindi il sistema oggi, il sistema della sanità veneta sta rispondendo bene. Questo sta rispondendo bene perché c'è una struttura che sta funzionando, un'organizzazione che sta funzionando, perché abbiamo dei professionisti straordinari che non finiremo mai di ringraziare per l'abnegazione, per l'impegno, per la disponibilità, per il lavoro massacrante che stanno facendo appunto in queste settimane. Abbiamo preparato diversi piani in modulazione rispetto appunto all'aumento dei posti letti per le terapie intensive piuttosto che per le semi-intensive, Sì. piuttosto che per le malattie infettive, la pneumologia. Abbiamo preparato lo scenario in cui dobbiamo dedicare in ogni provincia un cosiddetto ospedale Covid, ospedale coronavirus, e quindi svuotare quell'ospedale da tutte quelle che sono le funzioni di oggi e pensare che diventi un ospedale dedicato solo per i pazienti di coronavirus. Abbiamo preparato diciamo in conseguenza a questo anche la riattivazione di strutture che erano dismesse dal patrimonio sanitario del Veneto proprio per ospitare invece i pazienti meno gravi, pazienti meno complessi, che quindi hanno bisogno non delle attrezzature più di ultima generazione, non hanno bisogno dell'impiantistica per quanto riguarda l'ossigeno, che sappiamo è un altro dei fattori che abbiamo imparato a conoscere in questa emergenza fondamentale. Insomma, i problemi respiratori diventano fondamentali e quindi come poterli affrontare, e quindi abbiamo tutti questi scenari. È chiaro che ci auguriamo che le misure di contenimento siano misure che producano un effetto e quindi ci permettono di non far scattare i piani estremi, Certo. ma di riuscire a contenere, di riuscire insomma a dare una risposta a tutti coloro che dovranno o che avranno bisogno di cure. Bene, allora io ringrazio l'assessora regionale Emanuela Lanzarini, l'assessora alla sanità, per essere stata ospite dei nostri studi. Voglio ricordare e voglio sottolineare che abbiamo una totale distanza di sicurezza, Sì. che va oltre il metro, quindi siamo in totale sicurezza. È giusto che anche noi diamo il buon Certo. esempio, quindi è giusto che anche noi rispettiamo le distanze, che ripetiamo le giuste, corrette regole appunto di igiene pubblica, e poi permettetemi anche con l'occasione di ringraziare voi della appunto comunicazione, perché in tutta questa vicenda ci state dando un aiuto, un supporto molto importante, perché è importante che il cittadino sia informato, sappia come si sta evolvendo la situazione, ma soprattutto abbia anche le ultime informazioni. Quindi il vostro è un lavoro molto prezioso per noi, perché permette al cittadino di sapere, di conoscere e di capire anche come la grande macchina organizzativa si sta muovendo. Come hanno detto tante persone che ci hanno inviato, che continuano a inviarci messaggi, insieme ce la possiamo fare a superare. Grazie allora all'assessora regionale alla sanità Emanuela Lanzarini, grazie per essere stata con noi. E tanti i messaggi che arrivano. Ieri avevamo lanciato il presidente della provincia di Vicenza, nonché sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che aveva appunto dichiarato che se le persone non avessero rispettato tutte le direttive che vengono divulgate in questi giorni, avrebbe inasprito le misure. Quindi vediamo proprio a che punto siamo arrivati oggi. Sì, chiedo alla regia, dovrebbe vedere se Rucco, che si occupa dei cimiteri nello specifico, vediamo se dalla regia si riesce ad arrivare, se no mando... Vediamo. Ho appena sottoscritto l'ordinanza con cui chiudiamo tutti i cimiteri della città, dal cimitero maggiore fino ai cimiteri periferici, per impedire l'accesso agli utenti, perché anche nella giornata di ieri si sono verificati molti flussi di persone che si recavano in cimitero. Quindi sarà possibile per le aziende che gestiscono il cimitero lavorarci,
e continuando quindi con l'apertura delle celle mortuarie, delle camere mortuarie, però l'accesso al pubblico sarà vietato almeno fino al 3 aprile. Questa è la decisione dell'amministrazione comunale. Stiamo continuando nei controlli anche nella giornata di ieri. Rispetto a domenica 15 marzo sono state verificate delle violazioni, le abbiamo sanzionate, continueremo ad effettuare i controlli soprattutto negli esercizi commerciali aperti al pubblico che vendono appunto prodotti alimentari, e dopodiché lavoreremo sulle persone che stanno uscendo nonostante i divieti imposti dal DPCM. Quindi un invito ancora una volta, un appello accorato a rimanere in casa il più possibile. Grazie. E non ci stancheremo mai di ripeterlo: restate in casa, uscite solo per necessità. E continuano ad arrivare messaggi al nostro numero WhatsApp 340 3218 379. Fabio da Feltre ci scrive: buongiorno, per convincere chi continua a uscire senza motivo l'unico modo è toccarlo nel portafoglio, bisogna inasprire i controlli e le multe, e in effetti bisognerebbe a questo punto davvero arrivare a utilizzare misure drastiche. E poi questa: una condomina fa la passeggiata ogni mattina e poi invita le amiche a casa. Chi devo avvisare? Beh, a questa nostra telespettatrice io dico che l'unica cosa è avvisare le forze dell'ordine, perché se queste persone non capiscono che per un periodo almeno è vietato trovarsi anche solo per un caffè, davvero allora non si sa come fare. Se queste persone non usano il buon senso per comprendere da sole come ci si deve comportare, allora signora, lei chiami le forze dell'ordine e segnali, perché ripeto, non possono essere dappertutto personali, vigili urbani, gli agenti della polizia stradale, della polizia di Stato, la Guardia di Finanza, non possono essere ovunque, i carabinieri non possono essere ovunque in tutte le zone dei paesi, in tutte le zone delle città, quindi diventa indispensabile il vostro aiuto. Lei signora vede che c'è questa sua condomina che si va a fare la passeggiata, invita a casa le amiche, lei chiami polizia, carabinieri o quant'altro e dica quello che sta succedendo. Senz'altro guardi, sarà un modo per rispettare lei stessa e per rispettare anche questa persona che non pare non importarsi di questi dettami che appunto stanno girando e sono indispensabili per superare questo momento difficile. Io adesso vorrei mandare un video che ci è stato inviato da due sindaci dell'Altopiano. Vediamolo assieme. Riprendendo quel videomessaggio mandato in onda su Rete Veneta come appello accorato a restare a casa, seppur con toni decisi e perentori, tant'è vero che è anche stato criticato da qualche collega, ha prodotto in realtà i suoi buoni frutti. Tant'è vero che nell'ultimo weekend di pattugliamenti, dove eravamo presenti noi sindaci, effettivamente l'arrivo in altopiano si è contenuto. Sono stati respinti circa 20 turisti e tra oggi e ieri altri turisti di seconde case sono partiti dall'altopiano per recarsi nelle loro residenze effettive. Questo vuol dire che in qualche modo il messaggio è passato, seppur con toni decisi, e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti costoro perché evidentemente hanno metabolizzato la consapevolezza e il senso civico e di responsabilità verso se stessi e verso tutto l'altopiano. Li ringrazio di cuore. Un appello importante va fatto a tutti voi. Prima un ringraziamento, ma poi anche un appello. L'appello è quello di ricordarvi tutte le volte che vi viene la voglia di uscire dalla porta, di dire no, e di pensare a quelle persone che sono dentro gli ospedali, a quei medici, a quegli infermieri che stanno rischiando la propria vita per noi, per i nostri cittadini e per la nostra salute. Quindi cortesemente, soprattutto i giovani, cerchiamo di andare in giro a fare sport, cerchiamo di evitare di assemblarci anche per una sigaretta tra amici. Cerchiamo quindi di essere responsabili, perché questa responsabilità è importante per tutti, ma prima di tutti anche per noi stessi, per dimostrare che siamo cittadini, che abbiamo sì dei diritti, ma in questo caso dei doveri. Ecco, io mi ricordo che giusto una settimana fa il sindaco di Gallia, Emanuele Munari, era venuto ospite nei nostri studi e aveva lanciato un vero e proprio appello, anche con toni decisi, rivolto proprio a tantissimi turisti che si erano ammassati nelle zone dell'altopiano, sulle piste da sci e quant'altro. Ieri abbiamo trasmesso un ulteriore appello fatto da lui assieme a colleghi
colleghi dell'altopiano, proprio in cui diceva alla gente state a casa, l'altopiano è splendido ma in questo momento dovete stare a casa, e insomma una buona notizia è arrivata perché pare che sia stato accolto. Insomma il brutto è che bisogna sempre avere questi toni decisi perché le persone colgano un messaggio. Vabbè, a questo punto il sindaco di Gallio li ha usati e pare che la cosa sia risultata positiva. Ma vediamo ancora Emanuele Munari. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento coronavirus sull'altopiano, purtroppo si registrano i casi positivi in aumento, ma soprattutto si registrano le prime 2 vittime, i primi 2 decessi. A nome personale volevo esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie di queste 2 persone. Primi 2 decessi dell'altopiano, e di conseguenza abbiamo sentito Emanuele Munari come sindaco di Gallio, ma soprattutto come presidente dell'Unione Montana della Reggenza dei 7 comuni, insomma l'Unione Montana dell'Altopiano, che ha espresso il cordoglio da parte proprio di tutta l'istituzione nei confronti delle famiglie di queste 2 persone che sono decedute. È momento anche però di lanciare un forte messaggio di speranza, e lo facciamo assieme alle tante foto e ai tanti video che voi ci state continuando a inviare. Vediamo.
valorizzazione, piccolo, grande, Cosa stai ascoltando? grande. La magia del confronto. Notate, le gambe sono ferme, le anche sono ferme e cerca il movimento all'origine della schiena. Ciao. Dall'altra parte ovviamente. Senti, a chi lo mandi sto video? Beh, avete visto i ragazzini che sono anche veri e propri artisti, questo ritrattista che ha riprodotto proprio il volto del governatore Zaia al lavoro, che dice a tutti state a casa. C'è un modo anche per sorridere in questi giorni difficili e c'è chi l'ha fatto con l'arte, utilizzando i capolavori dei grandi pittori. Vediamo assieme. Abbiamo visto assieme questi veri capolavori che sono stati trasformati, i titoli trasformati ovviamente, rivisti in tempi difficili. In realtà è necessario sorridere anche in questo momento non semplice. Vorrei approfittarne per leggere qualche messaggio che è arrivato, qualche altro messaggio che è arrivato. Noi cerchiamo di mostrarveli tutti, li potete leggere sul vostro teleschermo e cercherò anche io di leggerli in diretta, perché sono davvero tanti. Non so se si riuscirà a farli tutti, però insomma il più possibile cerco di leggerli anch'io. Allora, oggi sono andata a fare la spesa, ho trovato gente che passeggiava tranquillamente, anche anziani, non ho parole, ecco, neanche noi, perché sembra che se è vero che in tante città, in tante realtà la gente capisce, recepisce questo messaggio forte di dover restare a casa, in altri ambienti, in altri ambiti, pare che proprio la gente non capisca. Mentre allora, si può andare alla sepoltura in cimitero. Allora, la sepoltura in cimitero è condizionata alla presenza dei pochissimi parenti strettissimi della persona deceduta, e basta, perché addirittura in alcune città i cimiteri sono stati addirittura chiusi. Di conseguenza, se c'è sepoltura possono andare soltanto i parenti strettissimi e basta, non si può più essere la presenza di troppe persone in un cimitero. E ancora, ce ne sono due di messaggi che sono molto simili tra loro. Io vi dico già che io non ho la risposta, però ci vogliamo informare. Allora li leggiamo assieme perché senz'altro interessano molte persone.
Buonasera, sono Antonella, la revisione della mia autovettura scadrà a fine marzo. Io ho quasi 65 anni, mio marito soffre di gravi patologie. Potrò posticipare la scadenza senza incorrere in sanzioni? Grazie per la vostra cortese attenzione. E ancora, ciao a tutti, sono Mirella di Maerne, sapreste dirmi come posso fare per la revisione auto in scadenza a fine marzo? Grazie a tutti voi. Allora, per queste due nostre telespettatrici al momento io non conosco la risposta, però mi informo e siccome come voi penso ci siano anche tante altre persone, senz'altro in giornata spero di riuscire a darvi una risposta a questa domanda. Con l'assessore regionale Emanuela Lanzarin poco fa si parlava delle strutture sanitarie, di questi Covid Hospital che vengono realizzati uno per provincia, dove verranno trasferite tutte le persone positive al Covid-19, mentre ci sarà la possibilità anche che verranno riaperti gli ex ospedali, le vecchie strutture ospedaliere che stanno per essere sistemate per poter magari venire incontro a un'emergenza per tutte le altre patologie che magari non sono gravi, però necessitano un ricovero ospedaliero. E allora assieme al nostro Lucio Zarato siamo andati a vedere proprio la protezione civile al lavoro all'interno di un ex ospedale. Vediamo assieme. Com'è? Intanto vi dico che devo tenere la mascherina perché qui hanno fatto un lavoro in questi giorni di sanificazione, quindi noi per rispetto del lavoro ma soprattutto delle persone che poi entreranno in questo ospedale lavoreremo con la mascherina in volto, ci perdonerete ma è così. Sono sempre con Bruno Crosato che è il responsabile di questo ospedale nel senso della sanificazione, giusto? A lei le hanno dato l'incarico di mettere a posto questo ospedale. No, non di metterlo a posto, di farlo agire, di portare dentro delle persone. Ecco, intanto vediamo Nicoletta, se puoi girare dall'altra parte, facciamo vedere le persone che stanno lavorando. Queste sono le operazioni che voi state facendo dopo aver pulito tutto. Sì, abbiamo trovato sulla terrazza andiamo a vedere. I letti che ci servono, li portiamo giù, li sanifichiamo giù dopo. Ecco, perché questo è tutto materiale che voi state recuperando. Senta, lei mi ha detto prima che è arrivato qua mercoledì, giusto? Mercoledì. Avete fatto il giro degli ospedali. Quando le hanno aperto la porta cosa ha pensato? Maria. Ecco, esatto. Perché, diciamolo, era chiuso da molto tempo. Era chiuso, qui c'è anche la responsabile dell'ospedale, ex dell'ospedale, che lavorava qua, che ha detto, mamma mia. Allora, voi dovete sapere, intanto il suo nome e il suo cognome. Rita Zago. Ecco, signora Rita, lei tra un po' dovrebbe andare anche in pensione, se non sbaglio. Hanno detto di sì, tra 11 mesi. La sua attività qual è principale? Infermieristica, sono un'infermiera, lavoro qui da 37 anni e per me è un'emozione rivedere questi reparti. Perché lei ha cominciato qua? Io ho incominciato a lavorare qua in ospedale nel 1983 e quindi ho visto gli ultimi traslochi e ho iniziato tutte le chiusure, a mettere tante belle catene. All'epoca ho pianto per mettere le catene, adesso ho pianto per vedere riaperte queste stanze. È stata un'emozione unica e non Però avrei se mai l'aspettava, pensato. No, non me l'aspettavo, ogni tanto venivo dentro per vedere se trovavo ancora qualcosa che poteva servire ed era emozionante. Allora andiamo a vedere insieme, vi porto, anzi ci portano perché sono stati gentilissimi, ci hanno detto mi raccomando state con la mascherina perché qui abbiamo lavorate da giorno e notte praticamente. Quasi giorno e notte. Ecco, allora chi è che mi descrive qual è il lavoro tipo? Allora vediamo, non da questa parte, vediamo, perché vogliono anche farci vedere il paesaggio, giusto? Certo, ecco, qui non manca. Perché chi verrà qui all'ospedale, se verrà qualcuno, noi speriamo di no, perché se no significa che abbiamo terapie intensive completamente piene, avranno anche comunque, diciamo così, la possibilità di gustarsi un po' l'occhio per quello che è possibile. Comunque, allora signora, ci faccia capire, Queste sono le nostre stanze di degenza dell'ex ospedale che avevamo una volta, sono tutte stanze con un letto, massimo 2 stanze a 4 letti, tutte con bagno e terrazzo. Devo dire che questo era un albergo a 4 stelle e ho sempre avuto una stretta al cuore vederlo chiuso perché una struttura così credo che ce la potrebbero invidiare in tanti posti. Senta, però com'era questa stanza 4 giorni fa? Il pavimento adesso è celeste, un grigio celeste, prima era nero. Nero di sporco, polvere, tutto. Le macchine hanno lavorato 2 giorni,
passavano 4-5 volte, macchine rotanti apposta per pulire. Senta, quante persone ci stanno lavorando giorno e notte qua dentro? Ecco, massimo 120, oggi siamo in una giornata un po' più calma perché tanti volontari hanno cominciato a lavorare, siamo in 80. E lei coordina tutte queste 80 persone? Esattamente, da 3 giorni. Allora, andiamo fuori, Nicoletta, e portiamo fuori, perché vi avevo promesso il paesaggio e il colpo d'occhio vale la pena, perché poi torneremo, diciamo così, a parlare della difficoltà e di quant'altro. Però guardate che paesaggio che si nota in questo momento per quanto riguarda la situazione. Un attimo che chiudiamo un po' il diaframma, eccolo qua. Guardate che paesaggio, una panoramica che guarda fino, cos'è quello lì? Il Monte Grappa, cos'è? Il Monte Grappa sulla destra. Ecco, queste sono le nostre bellezze e queste immagini devono servire a rincuorare chi in questo momento sta faticando. Senta, però è stato quasi un privilegio venire a lavorare su questo ospedale per certi versi. Ma come volontari la prima volta che veniamo dentro su un ospedale a fare pulizie, perché non siamo abituati a lavorare su altri ambienti, situazioni difficili come terremoti, alluvioni e roba genere. Qui sembrava qualcosa più semplice, però abbiamo visto che è duro lavorare anche dentro, fare pulizie, mettere in ordine tutto quanto. Non sarebbe il nostro lavoro, però abbiamo accettato di farlo benissimo. Poi diciamolo, insieme a voi ci sono moltissime donne, che non è che sono solo alpini. Abbiamo donne volontari, abbiamo dei volontari che ci danno una mano perché dobbiamo imparare anche a noi a fare pulizia. Ecco, esatto. Allora adesso andiamo dentro invece, torniamo dentro con... No, andiamo avanti noi che Nicoletta ci segue, perché poi volevo farvi vedere un'altra cosa particolare per ogni stanza, giusto per spiegarvi com'è l'organizzazione. Allora, noi rientriamo fuori da questa stanza, Nicoletta, fai vedere, qui ci sono... qui ci stanno ancora lavorando, mi dicono che stanno ancora lavorando perché i bagni sono stati ripristinati uno per uno, giusto? Però volevo far vedere e far descrivere questi fogli, ci sono in ogni stanza, giusto? Ogni stanza fuori dalla porta, che abbiamo fatto una checklist, quello che manca spuntiamo, o quello che è esatto mettiamo a fuoco e quello che manca, c'è una persona l'ultimo giorno controlla tutto. Ecco, guardate l'infilata del corridoio per dare la dimensione di questo ospedale, quanto grande è, perché poi è veramente... Poi, sempre con Nicoletta, vediamo un attimo qua, perché una delle cose che sembrano scontate, ma scontate non sono gli ascensori, giusto? Andiamo un attimo a vedere, perché voi avete rimesso in moto anche gli ascensori. Perché poi uno dice, ma sì, un ospedale, questo qui è fermo da 20 anni. Da 20 anni? Dal 2012. Dal 2012? Sì, ma prima, questa parte qua prima, una parte... Insomma, praticamente, voglio dire, avete capito quanto lavoro c'è. Però andiamo avanti a farvi vedere un po' di altre cose. Ad esempio, un'altra cosa che verrà fatta nei prossimi giorni, immagino, mi diceva il coordinatore, riguarda ad esempio l'impianto di distribuzione dell'ossigeno, perché come vedete l'ospedale è datato, dicevo l'ospedale è datato, dopo vi facciamo vedere i bagni perché ci tengono, perché ci hanno lavorato tantissimo, quindi è giusto far vedere i bagni perché dà il senso del pulito, del sanificato. Questi però verranno modificati ovviamente. Vengono modificati, solo gli attacchi vengono modificati perché serve in caso di emergenza ossigeno o area di distribuzione dell'aria compresse. Quindi sono già venuti a vedere per intervenire assolutamente. Mattina sono qua alle 8, dobbiamo avere persone di supporto e far sporcare il meno possibile perché abbiamo già pulito. Ecco, allora adesso andiamo con la signora, perché facciamogli vedere questi bagni perché ci tengono. Guardate, erano fermi da 20 anni. Questo piano da 20 anni, questo piano è stato chiuso nel 2000 e quindi 30 dicembre 2000 questo l'abbiamo chiuso ed è ripartito l'altro giorno come fosse stato chiuso ieri mattina. Ecco, però quindi... è ripartito perché ci avete lavorato come dei matti. Certo. Senta signora, adesso venga con me un attimo, intanto scendiamo con Nicoletta perché questo è il quarto piano, vero? Sì. Allora, possiamo disturbare qualcuno dei volontari qui che stanno pulendo? Dai, ci dia l'autorizzazione a intervistare qualcuno. Nicoletta c'è. Però, attenzione. Pronto? Buongiorno. Da dove viene? Vedelago. Perché è venuto qua? Per dare una mano, come sempre, comunque. Protezione civile è anche questo, soprattutto questo. Grazie. Lei anche lei da Vedelago? Sì, da Vedelago. E quando è che si è offerto?
Questi ci hanno chiamato e siamo resi disponibili. Ieri ero impegnato, oggi e domani sono libero e vengo qui a dargli una mano volentieri. Grazie, buon lavoro. Senta, mi dica la verità, prima me l'ha detto, è vero che ha dovuto tenere anche a casa la gente? Sì, è vero. Ecco, questa è la parte forse più bella. Pensate che c'è la fila per essere volontari qui a riaprire l'ospedale. Questo sono i veneti, io direi. No, è vero, perché di solito per fare questo lavoro pensavo una ottantina di persone, eravamo 120, però io avevo lasciato a casa altre 30 persone, perché erano troppe persone, non riesci a controllarle tutte quante. Ecco, allora adesso... Hanno fatto lo stesso miracoli, però adesso turnazione vengono tutti. Insomma, abbiamo visto questo bel viaggio all'interno di una delle strutture ospedaliere che stanno per essere sistemate per poter accogliere nuovi pazienti. Ci fermiamo, c'è una pausa una lunga pausa che appunto vedrà portare nelle vostre case non soltanto un po' di benessere fisico, ma anche un bel po' di benessere spirituale, sì, perché tra poco potrete assistere, tra l'altro stanno ottenendo un grandissimo successo, è inutile negarlo, le lezioni di Tai Chi, le lezioni di Zumba e le lezioni di ginnastica dolce. È un modo insomma per fare sì che voi stessi possiate da casa tranquillamente seguire e far movimento senza dover per forza uscire. Abbiamo sentito gli appelli che vengono lanciati in continuazione e che da giorni noi stessi attraverso le nostre telecamere cerchiamo di far arrivare nelle vostre case. L'appello principale: state a casa, non uscite. Ci sono 1000 modi anche per potersi mantenere in allenamento, per non sentirsi appesantiti. Ecco, magari c'è chi dice non posso più andare in palestra, mi sento appesantito. No, non è vero. Vi mettete davanti alla televisione, vi mettete davanti a Rete Veneta, nel vostro salotto, nella vostra cucina dove avete un po' di spazio, e vi assaporate e fate assieme agli istruttori che appunto trasmetteranno tra pochissimo le loro lezioni. Potete seguire le lezioni di Zumba, le lezioni di ginnastica dolce, le lezioni di Tai Chi, insomma ce n'è un po' per tutte le età e per tutti i gusti, come si suol dire. E poi ecco, voglio precisare, è un momento invece molto più intenso, un momento molto più spirituale, appunto si inizia oggi la Santa Messa alle 18 dalla Basilica del Santo di Padova. Sarà un modo davvero per permettere a tutti quanti di sentirsi vicini, di sentirsi uniti. Le messe, sappiamo, sono state sospese, non si può andare in chiesa a seguire una messa, però si può lo stesso essere insieme in questo momento così difficile, così pesante per tanti, seguendo ecco anche la Santa Messa, che da questa sera e per tutti i giorni alle 18 verrà trasmessa proprio sugli schermi di Rete Veneta. Quindi davvero è un po' un modo che vogliamo attuare per tenervi compagnia il più possibile. Noi cerchiamo attraverso i nostri spazi, le nostre edizioni straordinarie, di darvi tutti gli aggiornamenti possibili di quanto sta accadendo per questa lunga emergenza coronavirus. Cerchiamo di mostrarvi, e il vostro contributo è indispensabile, essenziale, di mostrarvi tutti i vostri messaggi che ci state girando, le vostre foto, i vostri video. Ricordo ancora una volta il numero WhatsApp 340 3218 379, voi potete inviarci tutto il materiale che volete. E adesso io vi lascio alla ginnastica e poi alla Santa Messa alle 18 dalla Basilica del Santo di Padova. A più tardi.